Buonasera a tutti, benvenuti al nostro appuntamento del lunedì con la nutrizionista risponde. E questa sera vorrei approfondire un argomento suggeritomi da una collega che stimo tantissimo e che oggi proprio nelle sue storie su Facebook incitava noi colleghi, noi professionisti a diffondere un messaggio. E qual è questo messaggio? Il messaggio di non dover ridurre notevolmente le calorie, quindi non dover mangiare per forza in modo drastico per dimagrire. Lei faceva l'esempio di un suo paziente che ha perso dei chili, quindi è dimagrito, ha perso della massa grassa le chiedeva adesso che cosa fare. Le chiedeva se avrebbe dovuto ridurre gli alimenti, no? Quindi le calorie. E la sorpresa è stata che anziché ridurre le calorie, quindi diminuire gli alimenti del piano alimentare, la mia collega ha aumentato ha variato ancora di più la dieta. Perché questo? Allora, diciamo che quando iniziamo un regime, ci approcciamo ad un regime nutrizionale, abbiamo sicuramente una riduzione, no, dell'introito calorico, perché per perdere peso, per dimagrire, quindi per perdere massa grassa, è necessario che ci sia questo. Successivamente, però, andando avanti, l'organismo si abitua a una sorta di adattamento metabolico, adattamento energetico, no? Si abbassano, si riducono gli ormoni, si riduce la leptina che è un ormone anoressizzante, si riducono gli ormoni tiroidei, di conseguenza si riduce il metabolismo. I pazienti quando entrano in studio parlano di metabolismo lento. In realtà il metabolismo lento non esiste, esiste un adattamento al regime alimentare che si sta seguendo. Allora cosa bisogna fare? Quando si arriva in un momento di stallo, quindi chiamato proprio blocco metabolico, quindi quando si continua a mangiare in un determinato modo, seguire uno stile di vita non si riesce più a perdere peso, quindi non si riesce più a dimagrire, e quindi a perdere massa grassa, è necessario fare delle variazioni. La cosa che è più semplice che viene in mente al paziente è quella di ridurre ancora di più le calorie, quindi l'introito di alimenti, e non c'è cosa più sbagliata, no? Perché l'organismo magari in un primo momento continua a perdere per un po', però successivamente si ha un ulteriore blocco metabolico e quindi abbiamo un rallentamento di tutto il sistema, tutto l'organismo. E allora la sorpresa è proprio questa, cioè bisogna dare all'organismo qualcosa in più. In questo periodo si sente parlare tanto della dieta inversa. Che cosa significa? Aumentare in modo graduale l'introito degli alimenti, quindi le calorie di settimana in settimana, in modo che intanto l'organismo non abbia uno shock che non può gestire, che non sa gestire, perché se noi lo facciamo passare velocemente da uno stato di ipocalorico, diciamo così, ad uno stato ipercalorico, l'organismo subisce uno stress eccessivo, quindi gradualmente sarebbe opportuno inserire degli alimenti, naturalmente i nutrienti adeguati, no? Quelli che vengono maggiormente utilizzati, per esempio, sono i carboidrati, per esempio far sì che ci sia nell'arco della settimana 1 o 2 giorni liberi sempre con moderazione, però che fanno sì che l'organismo abbia una ripresa, no? Un'altra situazione che viene spesso utilizzata, un altro regime che viene spesso utilizzato è la low carb, la dieta a basso contenuto di carboidrati, che è differente da una chetogenica perché non si ha lo stato di chetosi. I carboidrati però sono bassi, ci sono più grassi
grassi buoni naturalmente, e questo tipo di regime alimentare fa sì che l'organismo riconosca come substrato energetico i grassi rispetto ai carboidrati, no? Quindi si ha un abbassamento, una riduzione dell'insulino resistenza, si ha un aumento metabolico, no? E quindi di conseguenza si ricomincia a perdere peso. Perciò il mio consiglio è quello di innanzitutto non fare delle restrizioni caloriche eccessive perché non servono. Magari ci vorrà più tempo, no? Per avere la perdita di peso, il dimagrimento, quindi la perdita di massa grassa voluta, ma è meglio investire in qualcosa di sano e che dia poi dei risultati a lungo termine, no? E non in quelle sorte di diete che poi danno l'effetto yo-yo e di conseguenza ci ritroviamo dopo un mese con i chili ripresi, anche con gli interessi, e quindi poi magari ci demoralizziamo, perdiamo quindi la motivazione, che è la cosa fondamentale. Quindi per qualsiasi dubbio io aspetto i vostri feedback, aspetto le vostre domande e niente, spero di essere stata chiara e buona serata.